anno fa l'anfiteatro è stato rivestito con la presenza di questo legno, suscitando anche delle accese polemiche per consentire le nuove rappresentazioni teatrali e continuare quindi questa sua antica vocazione. Dovete immaginare però che sotto queste seggioline, ed in periodo romano sopra i gradoni di roccia, erano presenti delle piccole lastre di marmo. Anche la restante parte della cavea era chiusa da blocchi calcarei cavati nei paraggi. Come nel caso del celebre Colosseo di Roma o della famosa Arena di Verona, anche l'anfiteatro di Cagliari presenta questi corridoi sotterranei che si dipanano nel sottosuolo e consentivano di accedere sia all'arena da delle apposite porte aperte sul lato sinistro e di accedere soprattutto in dei vani sotterranei scavati sotto la montagna. Nell'anfiteatro si svolgevano degli spettacoli in 3 fasi durante la giornata. La mattina lo spettacolo prevedeva le cosiddette venaciones, cioè le cacce alle belve feroci. C'erano dei cacciatori professionisti, erano quasi dei giocolieri chiamati venatores, che si scontravano per il divertimento del pubblico con queste belve che provenivano da tutti gli angoli dell'impero. Poi c'era la pausa pomeridiana, in cui le persone che non preferivano tornare a casa per il pranzo potevano assistere alle esecuzioni capitali dei condannati a morte, sempre persone di bassa estrazione sociale, che quindi potevano essere condannati a pene infamanti, perché per i cittadini romani di prima classe, gli uomini liberi, la condanna a morte veniva sempre eseguita per decapitazione in un luogo appartato, in modo da non dare spettacolo. E nel pomeriggio nell'anfiteatro si svolgeva lo spettacolo che tutti aspettavano, cioè le lotte all'ultimo sangue tra gladiatori, spadaccini professionisti che si scontravano con armi vere e spesso praticamente fino alla morte di uno dei 2 contendenti per il divertimento del pubblico. Gli spettacoli che vi si svolgevano erano vari: combattimenti gladiatori, lotte tra belve o tra uomini e belve, esecuzioni di sentenze capitali e altro ancora. Questo passaggio un po' più angusto rispetto a quelli precedentemente percorsi consente di accedere al livello più basso e più oscuro dell'anfiteatro. Ci troviamo infatti a 50 metri di profondità sotto l'altura del Buoncammino. Invece un altro passaggio consente di accedere a delle stanze interamente scavate nella roccia, dove venivano alloggiati degli apparati scenici assai interessanti. L'enorme blocco di roccia forato al centro, presente sul pavimento, era appartenente ad una vera e propria macchina scenica utilizzata in questo luogo. In questa grande stanza era infatti presente un macchinario in grado di far salire al livello dell'arena dell'anfiteatro una vera e propria piattaforma in legno, dove i gladiatori e gli attori teatrali uscivano con grande effetto scenico. Questo luogo carico di fascino, non solo interessante dal punto di vista degli antichi spettacoli teatrali, è interessante invece sotto un altro profilo, quello dell'ingegneria idraulica, perché intorno al 140 d.C. in questi ambienti scavarono un lungo condotto che io sto percorrendo attualmente. Questo condotto captava le acque piovane che scorrevano dal declivio collinare dell'anfiteatro, captava anche le acque che camminavano nei grandi gradoni e riusciva a condurle dentro un condotto sotterraneo che, immaginate, oggi fuoriesce nell'orto della casa di riposo degli anziani, in un'area adiacente dopo un cunicolo lungo 100 metri. Con la luce soffusa, forse di alcune lucerne o di torce come quella che impugno io in questi istanti, i romani scavarono centimetro per centimetro con l'utilizzo dello scalpello la dura roccia. La scavarono per poter convogliare le acque meteoriche che penetravano anche da 2 putti visibili nella volta di quest'ambiente. In questo punto era situato il secondo putteo d'accesso all'acquedotto romano, che era un pozzetto ascendente. Il luogo è abbastanza umido, nel tempo hanno trovato ospitalità numerose colonie di chirotteri che sono i pipistrelli, mentre oggi all'interno di quest'ambiente sono presenti numerosissimi scarafaggi.
In quest'altro punto si notano sempre degli slarghi caratterizzati dal forte vento che tira in quest'ambiente. L'acqua continuava il suo percorso fino a decantare, fino a sostare in questa pozza nella quale io mi trovo, e questa è una vera e propria piscina limaria o vasca di decantazione per le acque piovane, che poi dovevano riversarsi verso il cisternone ed in periodi successivi dal cisternone andare fino all'anfiteatro. Ed in questo punto, possiamo dirlo, finalmente termina il lungo cunicolo che rende comunicante il grande cisternone Vittorio Emanuele con l'anfiteatro romano.